Comunque io non capisco perché c'è il comune di San Vito dietro di me. Ok, passati. Non capisco perché tra l'altro hanno cambiato furgone, perché hanno cambiato furgone, non ce l'avevano quello lì. Vabbè, in ogni caso perché i pedoni continuano ad andare sulla parte dei ciclisti. Ne ho incrociati non so quanti sulla parte dei ciclisti. Ma, cioè, è segnalato per terra dove devi camminare. Ci sta che poi i ciclisti si lamentino, per forza. Tutti i pedoni stanno dall'altra parte. Questa è la parte per i pedoni. Basta. Cioè, non lo so. Ma è una cosa che proprio non capisco. Io vorrei tornare indietro non per questa strada ma per un'altra. Il problema è, sarà aperta l'altra strada? Oh, non lo so. L'altra volta mi era andata male, non so se vi ricordate. Ero entrata nel cantiere. Quella signora stava canticchiando, senza cuffiette, senza niente. Un po' come succede a me tante volte, che canticchio senza avere niente sulle orecchie, nelle orecchie. Come dicevo prima, la vedete? Pedona sulla corsia delle biciclette che va verso Cortina. Almeno mettiti contromano. No, non ce la posso fare. È questa la corsia dei pedoni. Chiaro, incroci qualcuno, guardi che non ci sia nessun altro e vai sulle altre corsie, invadi le altre corsie, ma è come quando si sorpassa sulla strada, in auto, stessa cosa. Ma è questa quella dei pedoni, quella più esterna, quella che dà sulla strada. Infatti qua mi fa un po' fastidio passare perché è proprio sulla strada. Ma vabbè. Oh, non c'è nessuno. Cioè, è un miracolo. Non c'è nessuno. Così silenzioso questo tratto, è quasi impossibile trovarlo, c'è sempre qualcuno. Ecco, adesso sta arrivando una macchina. Ciao. Bistecca. Sei tutto sporco. Bue. Oh mio bue. Stavi facendo la nanna. Stavi facendo la nanna. Vero? Vedi. Il mio ruffiano. Sei tutto sporco. Sì, mordi. È delicato, ogni tanto no, però si trattiene molto, devo dire. Non è più come una volta, a parte ogni tanto che mi graffia, anche perché magari esagero io, vero? Ho finito la mia passeggiata e vediamo quanto sono. 1 ora e 43, 10 km e 760 metri. Vero bucciolo? Io vado dentro adesso.
Bue. Dove vai? Adesso si rovescia. No. No. Si siede. Andiamo dentro, facciamo la pappa. Facciamo la pappa. Ciao. Allora, nuova giornata. Oggi non sono uscita a camminare. Oggi no. Oggi è una bellissima giornata, però siccome sono andata a letto molto tardi, mi sono svegliata stanca, chiaramente andando a letto tardi, mi sono svegliata tardi, stanca, e ora che ho fatto colazione, eccetera, sono le 11:30, cioè, no, non ho fatto colazione adesso, no, però io, allora una volta facevo colazione o non la facevo proprio, se la facevo velocissima. Invece adesso è da un po' di mesi che faccio colazione con molta calma, quindi sto tutto il tempo necessario per mangiare, eccetera. Quindi mi godo il momento della colazione proprio e quindi ci sto una vita, non vado di corsa. Quindi niente, mi sono lavata, vestita e ho deciso di dare un po' una rinfrescata a casa, non di fare le pulizie quelle grosse grosse, perché non ho voglia, non ho il tempo, perché è già troppo tardi, però voglio dare un po' una pulita un po' più approfondita rispetto alle pulizie quotidiane che faccio, e quindi adesso mi metto la musica con la cassa qui, perché vorrei attaccarla là, la musica, solo che non so se di qua c'è qualcuno. Sì, in appartamento di fianco, non so se sono a casa o sono fuori, quindi non posso attaccare la musica là perché la si sente tantissimo, perché quella parete è quella confinante con l'altro appartamento. Quindi me l'ascolto con questa cassa che metterò di là, e non troppo alta. Un po' mi dispiace non essere più da sola in questa casa, perché potevo attaccarmi la musica a tutto volume e adesso non posso più. È una cosa che a me piace molto invece, ascoltare la musica alta, vabbè. Comunque ecco, ho deciso di non andare a camminare perché effettivamente è troppo tardi, poi arrivo a casa troppo tardi, non mi va. Quindi ho deciso di fare qualche pulizia in più. Non vi registro le pulizie perché sennò mi perdo un casino di tempo. E intanto vado, inizio. Non ho voglia, però visto che non vado a camminare, sfrutto il tempo facendo qualcosa di utile e qualcosa che serve realmente, quindi pulire bene. Stavolta passo di qua, ma la strada è aperta da questa e dall'altra che è chiusa, che è cantiere. Da questa invece è aperta, ecco, è rosso il semaforo, fa. Io passo lo stesso. È valido anche per i pedoni il rosso? Forse sì. Riesco a fare un giro un po' diverso per il ritorno a casa, faccio il ponte qui, vado su verso Serdes e poi torno, cioè vado verso la frazione di Villanova, di Borca, e faccio un giro un po' diverso per tornare a casa perché sennò è sempre lo stesso. C'è tutto il cantiere della variante, pare che sia tutto fermo in realtà. Sono arrivata qui a Serdes, la frazione di San Vito. Ho deciso di tornare da una parte diversa perché sono stufa di fare la ciclabile che passa lì. Praticamente io passo, per tagliare la ciclabile, per andare verso San Vito, passo qua sopra qui, questa strada qui, e faccio tutto un giro finché arrivo, oddio adesso non vedo dove, comunque là in alto, tipo non so adesso dove di preciso, e poi scendo. Andiamo dai, che qua il sole mangia le ore. È mezzogiorno in punto adesso. Oh, c'è un Bobby.
Ciao Bobby, non mi mordi, vero? Oddio, non è neanche legato. Speriamo bene. Ma che spettacolo è! Che giornate bellissime! Che spettacolo! Veramente bello. E neve, neanche traccia. Sì, qualcosa c'è, ma nei pezzettini dove c'è più freddo, tipo lassù c'è un po' di neve. Bello. Sembra così vicino il Pelmo. A voi no, però, perché c'è il grandangolo. Cioè, per me che lo sto guardando adesso sembra vicinissimo, in realtà no, non lo è. Però sembra. Vabbè, io continuo. Adesso arriverò giù a Villanova, la frazione di Borca, e poi andrò verso casa. Sì, mamma che freddo che c'è all'ombra. Cioè, con la giacchina sto bene vestita. Cioè, sto bene vestita con la giacchina leggera. Ho questa qua solita. E sto bene vestita così leggera. In realtà sotto ho la maglia termica. Non ho neanche messo la canottiera. Maglia termica e una maglia di pile leggera. E la giacchina, basta. Però all'ombra c'è freddo. Però camminando fa caldo, quindi alla fine esco di casa, soffro leggermente il freddo, poi camminando si sistema tutto. Sì, perché si suda un casino. Perché poi il sole è caldo comunque. È l'aria che è gelida. Ecco, qui è tutto ghiaccio, quindi cercherò di camminare qui sulla neve. Ho il grandangolo, per quello mi vedete così. Io sempre con le mie amiche scarpe che dovrò cambiare prima o poi, ma sono un po' consumate sotto. C'è una suola distrutta, ma perché? Perché io le uso su asfalto, queste non sono scarpe da asfalto, e quindi la suola, vuoi non vuoi, si distrugge. Che tra l'altro queste scarpe sono anche chiodabili, si possono mettere i chiodini, quelli apposta. Sì, però non è che puoi metterli all'infinito comunque, perché si consumano le scarpe, quindi lì dove puoi mettere i chiodini, quelle parti lì poi usandole si consumano, quindi non ha molto senso secondo me. Magari per chi fa le gare di corsa in inverno o primavera possono essere utili, ma per me no. Vabbè, dai, sto arrivando a Villanova, non vedo l'ora di arrivare al sole perché ho le mani che non le sento più, sono senza guanti e tenere il telefono e sono un po' più intelligente. Vabbè. Eccoci qua. Dai, quasi il sole. Dai che c'è il sole. Il sole. Sì. Mamma mia. Quasi sta meglio. Adesso metto via il telefono. Mi riaccendo la musica. E metto i guanti. Così mi scaldo le mani.